una telefonata, pronto? Signor La Rosa? Eccola. Sono Nenzi, come stai, signor La Rosa? Come va? Tutto Sto bene, ma le devo dire subito una cosa. signor La Rosa. Lei mi è mancata. Davvero? Eh sì, lei non ci chiama da qualche Ma non è giorno. sposato lei, scusa, è Ma che sposato? c'entra? Ma che c'entra? Si dichiara così apertamente, Ma scusi, in diretta televisiva, ma radiofonica. non è una mancanza come non lo so intende io. lei, è una mancanza dal punto di vista proprio dell'affetto, insomma. Io Ci vale poco, signor La Rosa, ho scusi, ci vale piacere. poco. Già oggi un poco di affetto è una cosa importante. E allora, il mio affetto lei ce lo ha di sicuro, sì? ma nient'altro, però mi fa piacere. Questo è Ibriano, signor La Rosa, questo è Ibriano. Mi fa piacere quando lei mi chiama perché Scusi, è bello, attento, sì. giovanotto, attento col camion. Ma che cosa sta facendo? Che sta Fanno la manovra, Ignazio, faccio la manovra, facci. Sì, ma che sta organizzando, No, Nenzi? niente, signor La Rosa, siamo qua davanti al seggio elettorale. Ah, Ci sono le elezioni nella anche da Repubblica voi, di San giusto, Giorgio. ci sono le elezioni, ho capito. Sì, ci abbiamo il nostro candidato. Sì, quindi stia attenta che ci sono le urne aperte, non può dire niente. No, per non carità. possiamo parlare, No, per no. carità, per carità. Però stiamo facendo la manovra al cambio Sì? della pasta. Sì. Abbiamo della pasta Sì. che regaliamo a degli elettori Ma che no. vengono qui. No. 1 chilo, 2 chili, dipende. Guardi, Vari queste, formati, signor La Rosa, vari formati. queste vecchie maniere Ma è pasta negative, Calì, signor La Rosa, sì, pasta sarà Calì. pasta Calì, per carità, io non discuto, sarà pure buona come pasta, ma È il un caso, voto... diciamo che l'omonimia col candidato Calì è uguale, ma è Ecco, un fatto guarda di caso, omonimia. quindi voi avete un candidato che si chiama Calì Calì. per la Repubblica di San Giorgio, Sì. la pasta che voi date per far votare il candidato si chiama Calì. La pasta Calì, famosissima, allora, non le signora- conosce? Le penne rigate Calì, signor La Rosa. Signora, questo si chiama reato. Hanno una cottura di 24 minuti, non quindi- scuociono mai. signor certo, La Rosa. quindi sarà di grano durissimo. Ma no, del grano così, Che- no, della Polonia arriva, della Polonia, Esatto. Allora, il grano straniero. noi dobbiamo combattere tutte queste forme Sono d'accordo, di signor La voto Rosa. di scambio. Bravo, ecco, bravo, signor voto La di Rosa. scambio Bravo, mai, in modo per che- nessuno. Assolutamente, Esatto, mai. mai. Questo è diciamo un piccolo omaggio così che diamo Ma solo no. all'entrata, poi Esatto. dopo verifichiamo Anche, chi ha votato quindi, e domani glielo leviamo. ma capito? quindi signora, quindi è reato doppio, Il cos'è? reato è, scusa, tu ti prendi la pasta e poi voti per un altro è reato. Ma non scusi, si no? dà nemmeno. Ma che modo è, scusi? Invece io ti do la pasta e tu voti per un altro. Signora, Fatemi questa pasta. signora, dammela. pasta, buoni di benzina. Una volta, ora Buona di ed era benzina, signor La sbagliato Rosa, anche allora. Non conviene più. Ah, certo, la benzina Buona è di costosa. benzina non ci conviene. La mi creda, benzina è no, costosa. no. Signora, la prego, io ho detto prima che lei mi è mancata, Sì. io le voglio bene, lei è Scusi, un simpatica, momento, però scusi, un momento, che cosa scusi. sta succedendo? Mi Giovanotto, dica. mettilo qua, Che questo, cosa? Che mettilo qua, cosa? davanti alla porta, Ma qua. cosa? No, l'olio Calì. Ah, anche l'olio. Abbiamo delle bottiglie, ma da 75 però, c'è la rosa, Ah, quindi da 75, non da un litro, no, non da un litro no, Vabbè. l'olio Calì che lo diamo in omaggio, diciamo, a quelli che poi quando escono, se hanno votato come si deve, oltre al chilo di pasta ci diamo Allora- un 75 CL di olio. Allora, mi faccia capire. Olio Calì. Mi faccia capire, ed è tutto negativo, tutto quanto da evitare. No, Voi, l'olio buono, signor La Rosa, voi viene a dalle chi nostre entra- terre qua, dalle tenute Calì, Vabbè. della zona Allora, qua. mi faccia capire, signora, Mi a dica. chi entra per votare voi date La intanto pasta. in prova un Così, chilo di pasta. Quello Poi si lui prende la pasta vota. nelle mani, dice Esatto. come la facciamo questa pasta, come la Esatto. facciamo? Gli date anche una ricetta, un'indicazione. Intanto nella scheda c'è disegnata anche una ricetta che prevede anche l'olio. Ma no- L'olio non ce l'hanno, Ma sulla, appena scheda, escono. ma sulla scheda non si può scrivere niente, bisogna fare soltanto In Italia questo, in Italia. la X sul candidato. Da noi nella scheda qua nella Repubblica di San Giorgio c'è il candidato Calì, scritto bello grande, poi c'è l'altro, l'Arrapicavoli, che è quella all'opposizione. No, lasci perdere. Ma l'abbiamo messo dall'altro lato, nell'altra pagina. Allora, in due pagine, intanto, qua la mi, scheda in intanto due mi fa pagine. piacere che lei parla anche di opposizione, così c'è par condicio. per dire le Ma non, cose, ma non si può fare, non è giusto farlo. Il voto deve essere libero. Assolutamente, Ecco, ma una siamo libera d'accordo. scelta. Ma noi siamo Eh. in democrazia. qua, Esatto, signor. si Ognuno chiama deve essere- democrazia. Si deve sentire libero di scegliere il candidato Calì. No! Si deve sentire assolutamente. No, allora, io non è so- che noi li costringiamo, Allora, stiamo scherzando. signor nella La Rosa. Repubblica di San Giorgio fate quello che volete, noi nella No, Repubblica ma- Italiana cerchiamo di Ma poi, essere signor La- corretti. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale correttissima, Ah, sì? invece quelli dell'opposizione, questi irrapicavoli, questi famosi questi hanno fatto denunce, ci hanno denunciato per abusivismo edilizio a noi, signor La Rosa. Scusi, ma se l'abusivismo per una edilizio piccola palazzina c'era, di 14 piani, Come? 14 che si abitano 66 famiglie, signor La Rosa, 66 ce ne abitano. signora, Scusi. quindi non è che è un piccolo abuso, è
un abuso moltiplicato per 66. E loro l'hanno usato per fare la campagna elettorale contro di noi. E hanno fatto bene, perché le cose brutte si denunciano, le cose illegali si denunciano. Non solo, ci hanno hackerato il sito, signor Per La Rosa. giunta, pensa un po'. www.votacali.it. Vabbè, votacali.it. Ce l'hanno hackerato perché noi eravamo appoggiati con la corrente e con internet alla famiglia Rapecavoli. Ah, quindi gli rubavate pure l'energia hanno elettrica? Hanno fatto la testetta, signor La Rosa, sia del collegamento di internet che della corrente. Non sono scorrettezze, queste sotto campagna elettorale. Hanno fatto bene soprattutto in campagna elettorale. Ma lei ci va d'accordo? No, io non ci vado d'accordo. Io sono per la democrazia, per la legalità. Lei si è schierato con la Rapecavoli. Io non mi schiero con nessuno, lei lo sa, per carità. Non Ignazio, signor La Rosa, io non ci posso dire. Ogni tanto Ignazio viene a Catania. Faccia lei. Può venire quando vuole, lei non accetto minacce di alcun tipo. Voglio ricordare che si vota fino alle 15. Si vota fino a San Giorgio, fate quello che volete. Mi raccomando, e sentiatevi liberi di votare Calì. No, sentitevi liberi di votare per chi volete, anche nella Repubblica di San Giorgio. Bravo, se non esiste, Calì, ma fate così. Bravo, non si dicono i nomi dei candidati. Non si dicono fino alle 15, non si dicono. C'è silenzio, esatto. Oh, vabbè, scusa un momento, vieni qua, Giovanotto, vieni qua. Cosa sono questi pelati Calì? Ma che ma che gli fate? La spesa? La pasta che ce la diamo scondita, scusi, la pasta all'entrata. Questo però è garbato da parte vostra è garbato. Il pomodoro poi dopo allo spoglio, lo ricevono allo spoglio, sotto per caso c'è un ballottaggio, ce lo amo tutto cose. Esatto, capito? E poi se ne va a ballottaggio. Voi siete scorretti, siete illegali, queste cose non si fanno. Sì, arrivederla. È arrivato anche il cambio dei gelati. Esatto. Vengono anche i bambini, no? E che c'è? Si portano i bambini. Lascialo qua il bambino, poi quando dopo che hai votato te lo torniamo. No, forse. il festival dell'illegalità. Ignazio, questo bambino chiudelo là nella casetta quella dei giochi. Poi quando ne escono ce lo torniamo. Ma questo è abuso su un minore. Signora, arrivederci. Vieni qua. Kevin, mettiti qua, vieni qua. Signora, arrivederci. Non piangere, vieni qua, stai tranquillo. Kevin, chiama la mamma, scappa dalla mamma. Che vota Calì, poi te ne puoi tornare a casa. Vi tenete il bambino, questo è rapimento. Avanti, arrivederci, signor La Rosa. Arrivederci. Chiudi tutto.